sedi piene che scoppiano, ma non solo le nostre, ma anche quelle delle associazioni dei partiti. Questa sera a questo dibattito pronto interverranno che sarà coordinato dal giornalista del mattino che credo tutti conoscete, storico giornalista del mattino Claudio Malfitano. L'applauso è quasi meritato. Poi ci sarà c'è il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedulà, che ringraziamo molto per la sua presenza. Gaetano, se posso chiamarti per nome, è stato protagonista insieme a Tridico nel Parlamento europeo dell'ingresso del 5 Stelle nel gruppo parlamentare della sinistra europea. Questo è stato molto importante perché ha qualificato il gruppo e a mio avviso ha qualificato anche i 5 Stelle e insieme insomma a queste realtà che costituiscono il gruppo unitario della sinistra europea, il gruppo della sinistra, il Parlamento europeo, quella sinistra intendo quella vera, no? Perché non quella che fa finta di essere, si dice sinistra e non è sinistra, la sinistra è quella vera, ha fatto anche recentemente delle battaglie importanti sulle questioni della politica internazionale, del riarmo, ma anche sulle questioni sociali. Noi siamo molto contenti che ci sia questa presenza nel Parlamento europeo e siamo anche molto contenti, anzi contentissimi, di condividerla perché quella è una storia nostra, perché la sinistra europea è stata fondata per volontà e per iniziativa di rifondazione comunista, questo deve essere chiaro, e noi siamo, anche se siamo fuori dal Parlamento europeo, siamo sempre parte della sinistra europea, manteniamo sempre relazioni con il gruppo parlamentare e siamo molto contenti della presenza del Movimento 5 Stelle perché ha portato anche elementi di coerenza in una difficoltà, insomma, che come sempre nella politica anche di prendere posizioni nette su alcune questioni. Nella politica succede anche questo e noi siamo felici. Poi tra gli ospiti abbiamo e siamo contenti di averlo il compagno Khaled Al-Azhar, se l'ho detto giusto? Una volta più o meno ha detto, che è il presidente della comunità palestinese. Con lui non saprei dire quante iniziative abbiamo fatto dall'ottobre del 2022 ad oggi nel Veneto a sostegno della causa palestinese. Devo dire che sono felice oggi perché nelle prime manifestazioni certamente non c'era la partecipazione che c'è oggi. Abbiamo visto molti nel tempo prendere consapevolezza con difficoltà di quello che sta succedendo realmente in Palestina. Khaled è qui con noi e io sono felice. Poi c'è la compagna Anna Camposampiero, che è la responsabile esteri del Partito della Rifondazione comunista. Lei dice che gioca in casa ma in realtà è milanese, si chiama Anna Camposampiero, la famiglia è originaria di Camposampiero ma non c'entra un cazzo, parla milanese, non mangia nemmeno la polenta, quindi sapete. Mangia neanche la carne. Comunque siamo contenti. Anna è molto impegnata, non solo è stata ovviamente nei territori occupati, ha spesso partecipato a iniziative di solidarietà col popolo curdo, con Cuba e con altre realtà. Insomma, è una che non è soltanto, come dire così, che ha una carica tanto per avercela, è una che si spende, che ha partecipato anche al controllo delle elezioni in Turchia. Non è una cosetta proprio tanto semplice, cioè, la Turchia non è che proprio sia un paese che ha scritto, cioè, dove si fanno le elezioni, ma la democrazia non è proprio così di casa, ecco.
E poi abbiamo la compagna qua delle donne in nero che sta arrivando, ecco, che mi dicono, ecco, che non trovava l'ingresso. Va bene, però va bene, prendiamo atto che non è facile trovare l'ingresso, va bene? Ecco, mi scuso, ecco, perfetto. Allora, mi scuso perché non abbiamo avuto la possibilità di farlo sul palco centrale e nel Prato Grande. Siamo, diciamo così, un po' costretti in questa dimensione più ristretta, però c'è un'umidità orribile, sapete quanto è piovuto negli ultimi 2 o 3 giorni. È stata una sfiga pazzesca, però comunque tanto risolto. E quindi io chiedo ai relatori di venire qua. Io ho finito il mio compito, sono felice di questo e adesso vi arrangiate voi. Grazie. Dove esprimere la sua parte invece che lì possiamo spostarci. Scusami, se puoi alzare un pochettino il volume che mi dicono fuori che non si sente. Vado io e gli chiedo anche di cosa ci posso fare? Cosa ci posso Ho pensato alla Danilo. Ciao ragazzi. Siamo in prato per un gelato la sera. Sì, anche con Federico, dai. Un secondo che va bene, ecco il lupo veramente. Ciao. Ciao Tanino. Ciao. Mi sentite? Eccoci. Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo dibattito. Volevo innanzitutto chiamare la rappresentante delle donne in nero, non so se può venire anche qui con noi sul tavolo se vuole, così insomma fa parte attiva di questo dibattito e quindi la abbiamo con noi qui al tavolo dei relatori, diciamo così. Allora, io vi ringrazio tutti, ringrazio il Partito della Rifondazione Comunista per aver organizzato questa serata che è importante, anche perché oltre a fermare il genocidio a Gaza e la pulizia etnica in Palestina, questa serata aveva come scopo e ha come scopo presentare e sostenere la campagna Boicotta, Disinvesti, Sanziona, che ha compiuto 20 anni il 9 luglio scorso
e che è un'iniziativa nata da attivisti palestinesi e che si basa appunto su questi tre principi, che sono appunto il boicottaggio, che non è soltanto ovviamente quello economico nei confronti delle aziende israeliane, ma è la pressione che le istituzioni possono fare sui governi anche nel contesto locale, e pensiamo appunto a quanto è stato fatto ad esempio dal Consiglio Comunale di Padova, dove è stata approvata una mozione presentata da Coalizione Civica per impedire, per come dire, spingere la giunta e l'amministrazione comunale a non firmare accordi con organizzazioni, enti o istituzioni che possano essere in qualche modo riconducibili a Israele. Ma pensiamo anche alla nostra università, che purtroppo ha attive delle collaborazioni con degli enti israeliani, forse anche impegnati nella ricerca per la produzione militare, però insomma c'è una forte spinta per provare a evitare che ci siano ulteriori e che si possano interrompere questo tipo di accordi di ricerca. Ma appunto tutti noi possiamo fare qualcosa dal punto di vista del boicottaggio. E poi l'altra parola chiave, la seconda, è disinvesti, cioè il disinvestimento, perché riguarda le banche. Sappiamo tutti che le banche sono uno strumento importante nella politica internazionale e possono fare molto, ma riguarda noi anche per quello che sono tutti gli strumenti che magari a cui non pensiamo, ma che possono essere importanti da verificare per le loro collaborazioni, e penso ai fondi pensione, ai fondi integrativi, alle assicurazioni, a tutto quello che ci propongono degli investimenti, e proviamo a capire se questi investimenti possano essere eticamente giusti e sostenibili per noi, ecco. E la terza azione è quella delle sanzioni, che in realtà questa sì riguarda più i governi e riguarda meno noi, ma che è lo strumento che tutti voi sapete si può utilizzare per fare pressione internazionale sui governi, e quindi anche qui la pressione dell'opinione pubblica per utilizzare lo strumento delle sanzioni, ne parlavamo prima e ne parleremo tra poco, è importante appunto per arrivare a dei risultati per quanto si può, perché appunto lo diceva Paolo Benvenu bene prima e non lo ripeto, nel senso la storia ci giudicherà, e la storia nessuno di noi potrà dire non sapevamo, perché appunto quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Io appunto ho solo il compito di introdurre, quindi lascio subito la parola ai nostri ospiti e inizierei da Khaled Al-Zir, se non mi sbaglio, che è il presidente della comunità palestinese del Veneto, appunto per parlare di queste azioni e di quello che sia la comunità palestinese che tutti noi possiamo fare in questi giorni. Allora, grazie sia al Partito di Rifondazione Comunista per questa ennesima iniziativa a favore effettivamente della Palestina. È stato al nostro fianco quando era difficile stare al nostro fianco, quando subito dopo il 7 ottobre sembra che ci sia stato il Big Bang della causa palestinese e della tragedia del Medio Oriente e dell'epopea del nostro popolo. Fra i primi e i pochi che costantemente sono stati vicino a noi sono le compagne e i compagni di Rifondazione, perciò non finirei a ringraziarli a nome di tutta la mia comunità e del nostro popolo. Dunque ancora grazie per questa occasione, per la vostra presenza, per gli ospiti importanti che ci sono stasera. Giustamente quello che ho sentito prima mi dà un paio di spunti importanti per modellare il mio intervento sulle esigenze attuali, e eventualmente nel dibattito potrei rispondere a delle domande magari più specifiche. Attualmente abbiamo prima di andare sulla cronaca vorrei continuare il ringraziamento anche allo sforzo fatto dal Comune di Padova, che è un dovere. L'amministrazione comunale di Padova comunque al passare del tempo, specialmente negli ultimi tempi, ha mostrato effettivamente, la do atto e la ringrazio a tutto il Consiglio Comunale, non solo per quello che è appunto il riconoscimento dello Stato palestinese, la condanna di quello che sta facendo l'Israele, il non voler più investire, o comunque l'invito a praticamente a un boicottaggio, magari speriamo istituzionali, che questo che potrebbe veramente
rovesciare il percorso delle cose, ringrazio il Comune di Padova per una specifica delibera fatta a luglio, con le quali il Comune di Padova si è impegnato a consegnare la chiave della città di Padova a una grande cittadina italiana, Francesca Albanese. Dunque è uno dei pochi comuni in Italia, mi auguro che sia il primo di tanti altri, tipo Vicenza, tipo Verona e tipo altri nel Veneto e oltre il Veneto. È un grande passo di incrociamento, l'8 ottobre questo era impensabile, adesso evidentemente il sangue è versato e la tragedia in diretta, non si può dire che non c'ero, questo genocidio ci siamo tutti. E appunto, questo momento storico bisogna saper stare dalla parte giusta della storia. Un'altra volta c'è stato un genocidio 80 anni fa e quella volta erano in maggior parte gli ebrei, e l'Italia ufficiale di suo tempo e la Germania, ahimè, non sono stati dalla parte giusta della storia, erano i carnefici e gli artefici di quella tragedia. Oggi, ahimè, i due governi ripetono la storia e stanno a fianco di Netanyahu. Noi qua, palestinesi della diaspora, italiani, speriamo che l'Italia la tiriamo fuori da questo pantano, da questo momento storico negativo per il paese, perché fra qualche mese, qualche anno, quando la storia comincia a farsi vedere, quando colpa di chi è rimasto zitto, chi si deve vergognare, quando si deve andare al campo di concentramento di Gaza dopo Auschwitz, dirà io ero in centro, io ho detto qualche cosa, ho detto qualcosa in meno. I governi l'italiano e il governo tedesco stanno ripetendo gli errori, e spero non anche gli orrori, perché non lo stanno facendo di prima persona, ma in mano al governo genocida di Israele. Ecco, per dare dimensione a quello che stiamo dicendo e non farlo sembrare una retorica, parliamo dell'ultima offensiva in atto adesso da Israele, dichiarata contro il parere militare dei capi militari di Israele, dell'esercito israeliano, decisa dalla estrema destra israeliana: invadere la città di Gaza. Cos'è la città di Gaza? È 25 chilometri quadrati con 901 milioni di palestinesi attualmente residenti in quei 25 chilometri quadrati. Il comune di Padova è 92 chilometri quadrati. Gaza City quanto il centro storico, ma con 4 volte gli abitanti del centro storico, di tutta Padova. Questa è Gaza, il centro storico di Padova. Adesso chiaramente stanno avanzando con i cosiddetti robot suicidi. Sono dei automi di 7 tonnellate ciascuno che entrano in mezzo ai quartieri e si esplodono con un raggio di esplosione fra 100 e 300 metri. 100-300 metri viene raso, non raso al suolo, viene polverizzato. Abitanti interni a quei palazzi, come i topi compresi, vengono polverizzati. Questa azione la sta facendo l'Israele da un mesetto, dal nord al sud, adesso anche dal sud al nord, per chiudere Gaza, la città di Gaza fra questa tinaglia, con 10 esplosioni al giorno di questo tipo. 100-300 metri di diametro di polverizzazione, di esplosivi di alta capacità esplosiva. Questa è la battaglia attuale di Netanyahu contro la gente di Gaza. Ha rinunciato a salvare i cosiddetti ostaggi, perché ieri si stavano per cadere in mano alla resistenza palestinese altri 4 soldati, e elicotteri israeliani hanno bombardato tutto, cioè ostaggi e sequestratori insieme. Perché questo è uno dei protocolli che segue l'esercito israeliano, si chiama il protocollo Annibale,
quando un cittadino o un soldato israeliano, in verità i cittadini l'hanno applicata il 7 ottobre, sui soldati è applicata da quasi sempre, il protocollo Annibale vuol dire che se tu rischi di cadere in mano al nemico, l'esercito israeliano ti sacrifica e fa fuori tutti, il nemico e te compreso, per non barattarti nel futuro. Dunque non c'è un atto di vendetta per l'orrore, secondo Segre e altri amici suoi, compresi i giornalisti che pare che sono dei grandi pensatori, ma evidentemente senza coscienza. Il 7 ottobre c'è stato un genocidio. Le 5 ore di guerriglia che ha ingaggiato la resistenza palestinese al di là del confine del cessate il fuoco del 67 sarebbe un genocidio, dove sono morti 1200 israeliani, 700 civili e 500 militari. È un genocidio. E la Segre ha vissuto 2 genocidi nella sua vita, uno in cui è stata anche lei prigioniera nel 43-44 e l'altro il 7 ottobre. Fra quello e il 7 ottobre non è successo granché, dove il 7 ottobre è un antisemita che chiama questa qualsiasi azione di pulizia etnica che sta facendo l'Israele alla luce del sole, perché chi non legge questo, chi non sente che i dolori di 18.000 bambini palestinesi trucidati non è simile ai bambini ebrei di Auschwitz, che umanità ha? Che cosa rappresenta per lui l'Olocausto? Quale lezione ha imparato? L'unica cosa che posso io dedurre è che effettivamente l'ex ministro della difesa israeliano, un certo Gallant, un centrista e un moderato, il più moderato del governo Netanyahu, si è dimesso per moderazione, un criminale di guerra con un mandato di cattura internazionale a lui e a Netanyahu. Il 7 ottobre pomeriggio, perché l'azione è durata 5-6 ore, ai suoi soldati al confine di Gaza disse: tagliate acqua, luce, gas, medicine, tutto, tagliate tutto e sparate su tutto, tanto sono animali umani. Non sono animali, perché avremmo avuto almeno la WWF al nostro fianco e non sento nessuna lamentela dei WWF, onestamente non hanno altro a chi pensare. Non sono umani, dunque nessun stato umano, addirittura evoluto, tipo l'Italia, ha niente da dire, almeno così pare dal linguaggio di Tajani, quando ha salutato i 1500 volontari cittadini italiani, sarebbero chiamati foreign fighters, mercenari, con doppio passaporto israeliano e italiano, che combattono ancora, a quanto mi risulta, questo è quello che ha detto Tajani l'8 ottobre, sono partite per l'Israele. Ecco, se quello che veramente nell'inconscio, nel subconscio della popolazione, dei governanti d'Europa, pensate di noi che siamo dei subumani, giustificherebbe 2 anni di silenzio vergognoso, perché sarebbe normale che volete protestare per dei umani, animali umani, non è comprensibile. Quali sono i danni su Gaza? Parlato della città di Gaza, la striscia di Gaza è 365 km quadrati. Per avere un'idea cosa vogliono dire, il comune di Venezia è 440 km quadrati. Immaginate, per 2 anni, il comune di Venezia, che ha 250.000, non 2 milioni e mezzo, venga bombardato con 100.000 tonnellate di esplosivo. Ogni 17.000 tonnellate di esplosivi equivale a una bomba di Hiroshima. A Gaza, se butti un sasso fai una strage. E non è ancora genocidio, secondo la coscienza di molti pensatori, giornalisti, politici, capi di comunità ebraiche in Italia? È antisemita colui che chiama questo un genocidio? Qual è la vostra coscienza? La tesi del fatto che ci considerate meno umani
ma anche meno animali, perché, ripeto, altrimenti mi aspetterei una protesta globale del WWF mondiale contro il genocidio, no, in questo caso sarebbe l'estinzione della nostra razza. Non è nemmeno questo. Dunque il vostro non personale, chiaramente, perché se siete qua, siete la parte più sensibile, che vi ringrazio per il vostro calore. Mi emoziono ogni volta che parlo con tanti italiani che vengono a dare un segno di solidarietà, che ce l'abbiamo avuta anche presso la sede di Rifondazione a Genova. In una settimana hanno raccolto 250 tonnellate di aiuti alimentari da mandare via nave verso Gaza. Questo chiaramente ci riempie di orgoglio e di speranza che prima o poi ce la facciamo. Come ce la facciamo? Poi lascio la parola, perché non posso ripetere la storia palestinese che è lunga. E perché tutto questo? Perché il 7 ottobre? Cosa c'è al di là del confine fra Gaza e Israele? Dove sono andati? Cosa sono gli abitanti? Forse questo sì. Chi abita Gaza? 70% sono di origine dei profughi palestinesi che sono stati cacciati via dalla loro terra dal 1948. 70% dei 2,5 milioni di disgraziati a Gaza sono persone che hanno la chiave a casa, chiave arrugginita di 80 anni fa, dove hanno lasciato spazio al di là del confine, cosiddetto non è un confine, perché l'Israele non ha confine, tranne quello che hanno sulle braccia i loro soldati, l'Eufrate e il Nilo, il confine di Israele. Questa era una sfida di Yasser Arafat all'ONU nel 74. Dite quali sono i vostri confini che li riconosciamo, quali sono i confini di Israele, questa ultima colonia occidentale sulla nostra terra. Sappiamo che le colonie prima o poi vengono smantellate, e noi palestinesi 1000 anni fa abbiamo avuto delle colonie, ma si chiamavano crociati, e quella fine lo farà anche l'Israele se non vuole vivere in pace come abbiamo vissuto per migliaia di anni, palestinesi e non palestinesi, musulmani, cristiani, ebrei, uguali sulla terra santa della Palestina, come l'ultimo giorno prima della creazione dell'Israele. Così abbiamo vissuto e così noi vogliamo tornare a vivere in uno Stato senza confine, uno Stato democratico, libero e laico in tutta la Palestina, dove anche i nostri fratelli ebrei sono i benvenuti. Noi non li abbiamo mai ghettizzati, perché non siamo europei. Questo è il motivo per cui gli ebrei non hanno mai vissuto in ghetti nel mondo arabo-islamico. È tutta produzione di questa terra, i ghetti, l'antisemitismo e il colonialismo. Questa vergogna deve finire, e la possiamo finire se non dall'alto, perché l'alto è controllato, si capisce che è controllato, e dal basso, da voi. Ce l'avete fatta, ce l'abbiamo fatta insieme nell'89 a battere giù un altro apartheid, un altro regime sanguinario come quello di Israele, forse meno sanguinario di quello dell'Israele, con il boicottaggio. È una cosa concreta, nelle loro tasche. Capisco che per abbattere l'idea di Rothschild, di Rockefeller e tutto il sionismo mondiale ci vuole tanto, ma se non si ribella la coscienza di questo mondo, cioè la parte più ricca e intelligente sarebbe di questo mondo, cioè l'Occidente stesso, non c'è speranza. Io vengo da un mese di vacanza in Giordania, la gente lì vive quasi piatta, la reazione è quasi come quella italiana, superficialmente. E poi ho capito, indagando, chiamando le persone, parlando con loro, tanto toccherà poi a noi. Adesso cosa possiamo fare per Gaza? Litigare con i giordani? Andare lì a buttarsi a kamikaze contro l'Israele? Non serve a niente. Verranno loro. I tank di Davide, con la stella di Davide, verrà anche da noi. E lì dobbiamo essere all'altezza del sacrificio degli eroi di Gaza. Allora, quando andate in farmacia e volete un medicinale generico, chiedete che non sia Teva, perché chi compra medicinali Teva dà pallottole ai soldati
dei sionisti che ammazzano i palestinesi. Non andate alla McDonald's, venite qua, non bevete Coca-Cola, c'è la Gaza Cola. Io dico sulla Gaza Cola, quando hanno annunciato che la Coop voleva venderla, e sono andato di corsa alle 2 o 3 sedi della Coop a Padova provincia, mi dicevano sì, la Coop la vende, ma solo online, nessuno ti deve vedere quando la compri. Allora la Coop non è la stessa Coop che ho conosciuto quando sono arrivato in Italia, ma voi sì, boicottate la guerra, boicottate l'economia di guerra e vedrete che la ribellione che farà qua l'Occidente, la sua coscienza e i suoi cittadini, influenzerà anche le forze politiche, anche i milionari e anche la finanza mondiale. Si comincia con atti concreti e pochi, solidarietà a noi stessi. Non comprate roba israeliana, è la morte. E quando vi ribellate contro questa morte sarà anche la nostra salvezza. Grazie. Bene, io volevo capire se c'era appunto la rappresentante delle donne in nero. Ah, eccola qui, non l'avevo vista arrivare. Perfetto, no. Sapete bene che come dire, le donne in nero sono nate a Gerusalemme, sono nate dall'azione di alcune donne che hanno fatto appunto col loro corpo, la loro presenza, un'azione non violenta che ha avuto un impatto globale, internazionale e che ce l'ha da molti anni a questa parte. Quindi io insomma vorrei sentire da lei la testimonianza appunto dell'impegno che stanno portando avanti in questa situazione. Buonasera a tutte e tutti, io sono Giuliana Ortolan e rappresento qui questa sera le donne in nero. Ha già detto il presentatore che sono nate a Gerusalemme le donne in nero. È vero, nel 1988 partivano da un rifiuto netto della politica del loro governo a cui si opponevano pubblicamente, come ha detto giustamente, col loro corpo esposto in mezzo alla piazza e basandosi su 2 slogan: Stop Occupation, stop l'occupazione, e No in my name, non in nome mio, per cui che sono restate anche per noi, per tutta la rete che si è formata dopo, dal 1988 si è poi diffusa un po' in tutti i continenti e si è strutturata come rete di donne femministe, antimilitariste, pacifiste che rifiutano di considerarsi nemiche l'una con l'altra. Sono partite le israeliane a dire che si rifiutavano di considerare nemiche le donne palestinesi, e questo è stato ripreso in tutte le situazioni di guerra che ci sono state successivamente. La cosa che è durata a lungo e continua ancora è stata soprattutto nell'ex Jugoslavia, in tutte le guerre che adesso nessuno ricorda, è come se non ci fossero state. Sono stati 10 anni di guerre, e in tutti quei 10 anni c'erano le donne in nero dei vari paesi che formavano la Jugoslavia, si incontravano dichiarando che si rifiutavano di essere nemiche una con l'altra, non volevano assoggettarsi alla distruzione di un paese in cui vivevano apparentemente a questo punto in pace con varie
con tutte le identità legate le une con le altre, e vengono formate tante nazioni diverse. Le donne in nero fondamentalmente sono legate, sono contro la guerra, contro tutte le guerre, e da questo c'è quello. La guerra per noi rappresenta solo la distruzione di popoli, la distruzione di territori, la distruzione sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista ambientale, che si verifica, e noi abbiamo l'esempio adesso in tutte le situazioni che abbiamo, come parlava prima Khaled, l'ambiente di Gaza, che cosa è diventato? È diventato un concentrato di morte, di veleni, non c'è possibilità. Ma attualmente poi la guerra rappresenta sempre di più il rischio dell'estinzione della specie umana. Forse la natura ne ricaverà qualcosa da questo, però noi lo pagheremo tutti. Fin dall'inizio le donne in nero hanno lavorato per costruire ponti e relazioni fra le due sponde, e per esempio nella situazione rispetto alla Palestina, tutte le donne in nero del mondo hanno sempre privilegiato il rapporto con la popolazione palestinese, con la situazione, e cercato di tenere presente sempre la situazione che si stava verificando in Palestina. Per cui, come concludeva prima Khaled, sono 20 anni che noi abbiamo aderito alla campagna boicottaggio di disinvestimento e sanzioni, e nel nostro piccolo, perché lavorando come gruppi singoli abbiamo lavorato, cioè portando davanti e dentro i supermercati informazioni, volantini, davanti e dentro le farmacie per il boicottaggio soprattutto della Teva. Non è l'unica, ma è la principale, e ci eravamo concentrate su questo, ma anche distribuendo volantini per la strada durante i sit-in, perché come caratteristica delle donne in nero è la pratica di avere dei sit-in, cioè uscire in pubblico sulla piazza col nostro corpo, cioè non solo con vestite di nero, per questo donne in nero, vestite di nero e in silenzio, delegando a cartelli, manifesti, volantini il messaggio che vogliamo portare. Quindi, per esempio, attraverso questa pratica di sit-in che noi abbiamo portato avanti sempre da quando abbiamo formato il gruppo delle donne in nero di Padova, e a Padova in tutti gli anni abbiamo anche, oltre al discorso del BDS eccetera, abbiamo seguito il filone della conoscenza e della difesa dell'identità palestinese. Ancora nel 2022 mi pare, sì, nel 2022 abbiamo seguito un progetto
che avevamo chiamato Ottobre palestinese, il cui obiettivo, lo leggo perché è più corto anche, che era diffondere la cultura e l'arte del popolo palestinese per cogliere la profonda identità di un popolo a cui è negato il diritto di vivere nella terra che ha abitato per secoli, ben prima della tragedia della Shoah e della realizzazione del progetto sionista, per rompere il muro di silenzio che circonda le condizioni di vita del popolo palestinese che resiste all'occupazione e all'apartheid in modo non violento. È stato un mese che noi abbiamo dedicato a una serie di iniziative, le più diverse, che mettevano in evidenza quelli che erano i vari aspetti della cultura, da quello che può essere la cucina, da quello che può essere il ricamo, alle produzioni letterarie di artiste soprattutto palestinesi, a una mostra di un artista palestinese, a film, eccetera, in modo che di far conoscere quella che è la cultura che caratterizza l'identità palestinese. Negli ultimi 2 anni, arrivo più recentemente, noi abbiamo seguito moltissimo la situazione della Palestina e abbiamo curato sia, oltre che la conoscenza, l'informazione. Questo perché ogni volta che qualcuno di noi andava in Palestina tornava con un'indicazione costante da parte delle donne palestinesi che ci chiedevano: per piacere, l'unica cosa che vi chiediamo, parlate nel vostro paese di noi, parlate di quello che capita qui, siate la nostra voce, perché per cui in questo abbiamo cercato sempre di seguire. Negli ultimi 2 anni, questi 2 anni spaventosi, abbiamo scelto 2 filoni essenzialmente. Uno che erano i sit-in, che abbiamo fatto almeno una volta alla settimana, di sabato mattina dalle 11 alle 12 in piazzetta Garzeria, e durante i quali ci siamo accorti del cambiamento che è avvenuto nella società civile italiana rispetto alla Palestina. Inizialmente, cioè era poco dopo il 7 ottobre famoso, c'era molta ostilità, ci dicevano: perché non parlate delle vittime palestinesi, perché non parlate di più di quelli che sono stati sequestrati, perché non parlate invece dell'Ucraina, era un'ostilità costante. Al passare, nel corso del tempo, noi ci siamo accorte proprio fisicamente di cambiamenti. Adesso siamo arrivati ad avere, direi, una diffusa approvazione che va è capitato nelle ultime volte durante il sit-in che persone che passavano hanno cominciato a battere le mani, c'è stato altri che hanno seguito, per cui la società civile non è assolutamente allineata a quello che è il governo, c'è un baratro fra le 2 posizioni. L'altro aspetto è stato quello di seguire il filone quello dell'ottobre palestinese, cioè abbiamo costruito quello che abbiamo chiamato un recital per la Palestina, che non era altro che un reading teatrale che abbiamo costruito attraverso testi sia palestinesi sia israeliani,
che potevano essere sia testi letterari, ma testi anche cioè legati ai giornali, cioè di informazione, dei video, eccetera. Attraverso questi abbiamo costruito questo reading teatrale che ha girato abbastanza, cioè è stato presentato, ci è stato richiesto in 6, mi pare che siano state 6 città, in generale della provincia di Padova e a Milano in provincia di Venezia, scusate. Se andiamo verso la conclusione, sì, grazie. Sì. E su questo a noi serviva sia per ampliare quella che era la conoscenza e l'informazione, sia per ricavare dei finanziamenti che avremmo mandato a Gaza. Altre 2 cose brevissime sono state perché il fatto di aver invitato un obiettore israeliano, Yuval Dag, che ci ha chiarito ci ha fatto l'analisi di quella che è l'educazione che lui aveva subito e ci ha fatto capire che cosa vuol dire in Israele rifiutarsi di prestare il servizio militare. E dopo di un altro incontro che per noi che è importante perché dà l'idea di quello che sono i ponti che vogliamo costruire, che era stato l'incontro di un rappresentante di Tayush, un'associazione israeliana, e un'associazione, di cui non ricordo il nome precisamente, di un'associazione palestinese, che erano stati invitati dalla fondazione Langer e hanno fatto un incontro in cui hanno dato quelle che erano le loro posizioni. Grazie per la testimonianza. Adesso da Gaetano Pedullà ovviamente vogliamo sapere un po' anche l'impegno del Movimento 5 Stelle e quello che è la sua, come dire, testimonianza e il suo racconto di quello che accade al Parlamento europeo. Introdurrei però anche un altro argomento, che è quello della gestione mediatica di quello che sta succedendo. Gaetano Pedullà è un collega giornalista che ha diretto giornali, ha diretto televisioni, quindi conosce bene questo mondo. E, come dire, dicevo la gestione mediatica, uno perché c'è stato un tributo di sangue spaventoso pagato dall'informazione per raccontare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Sono centinaia i giornalisti uccisi, gli ultimi proprio qualche giorno fa, perché facevano quello che poi è semplicemente il nostro mestiere, cioè quello di raccontare e basta. E poi perché appunto ci sono queste invece che ci arrivano queste bombardate di informazione, come gli influencer nella striscia di Gaza, che raccontano di un ambiente meraviglioso, appunto, che si sta bene, e così come ad alcuni di noi è capitato di vedersi su YouTube degli spot pagati dal governo israeliano in cui appunto si racconta che è tutta una balla quella che non c'è la carestia. Ecco, siamo forse nell'epoca della post-verità, in cui si può dire tutto e il contrario di tutto, e purtroppo devo anche dire che un po' ce la siamo cercata quando è stata screditata la politica, sono stati screditati gli organi di informazione, sono stati screditati i corpi intermedi come i sindacati, e quindi c'è la necessità di recuperare una credibilità da parte di tutti noi per capire che dobbiamo dare delle informazioni e siamo credibili e c'è una verità, non può esserci più verità. Ecco, introduco solo questo argomento per dare un po' di contorno al discorso. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io sono, come forse qualcuno sa, uno tra quelli
particolarmente felici di partecipare a queste iniziative con Rifondazione Comunista, perché penso che Rifondazione abbia un ruolo determinante, fondamentale all'interno di quest'area progressista che stiamo cercando di far crescere per dare un'alternativa politica, un'alternativa di futuro al nostro paese. Quindi sono molto contento di essere ancora una volta ospite di Rifondazione. Io vi dico semplicemente che il mio cuore piange per quello che accade a Gaza, piange per quello che accade in oltre 50 guerre dimenticate che ci sono in giro per il mondo, e piange per quello che accade in Ucraina. Ma Gaza è veramente emblematica in questo momento. Proprio oggi è stata colpita da bombardamenti a tappeto di intensità come poche volte si erano viste, e questo alimenta questa azione da terra che il governo israeliano sta provando a mettere in campo. È un'azione criminale che rischia di mostrarci nei prossimi giorni un volto ancora più duro, più criminale e più spaventoso dell'esercito e dello Stato in questo momento israeliano. Che cosa possiamo fare dunque? Questa è la prima domanda, non sfuggirò alla tua sollecitazione sul tema mediatico. Intanto nel Parlamento europeo noi riporteremo subito alla ripresa delle attività, già dalla prossima settimana, una serie di azioni al cui al primo posto ci sarà mandare a casa la signora von der Leyen. La signora von der Leyen deve andare a casa, e noi faremo questo senza tatticismi e senza ragionamenti posteriori. Siamo consapevoli che dopo di lei può arrivare Mario Draghi o il signor Macron, ma non possiamo qui per dietrologie o per ragionamenti fermarci nel contrastare chi sta alimentando un sistema militare che rischia, come dire, di incrementare all'infinito la situazione bellica che c'è in Europa, in Medio Oriente e ovunque. Dobbiamo spingere contro il tema del chiudere gli occhi sulle grandi questioni. È stato fatto riferimento al tema delle sanzioni, sentire che l'Italia e il governo italiano oggi con quello di Berlino sono sostanzialmente, non siamo i soli, ci sono altri pochi stati ma che stanno, come dire, contrastando una politica blanda. Tra l'altro è una foglia di fico che la Commissione europea sta cercando di mettere con delle sanzioni a Israele. Ecco, non riusciamo a farle perché alcuni governi, Italia in testa, si oppongono, e dobbiamo poi sostanzialmente ritornare a far discutere l'Europa, scusate un tema latere ma secondo me è fondamentale, di politiche sociali, perché in questo momento con questa deriva di economia di guerra si stanno massacrando le politiche sociali. Non c'è solo un tema industriale, un tema di sanità, c'è un tema di cultura, c'è un tema di scuola, c'è un tema di tagli enormi a settori produttivi fondamentali. Penso all'agricoltura, che con il taglio appena presentato nella proposta di bilancio perde 100 miliardi in un colpo solo, e poi ci meravigliamo che il settore agricolo cerchi l'acqua a costo di svuotare gli invasi, svuotare i fiumi e i laghi, stia contribuendo a quelle situazioni di degrado del nostro ambiente che ci lasceranno un prezzo altissimo, e lo vediamo purtroppo anche appena qualche giorno fa in Emilia Romagna. Eppure c'è chi continua a negare gli effetti dei cambiamenti climatici. Allora, per fare queste cose dobbiamo metterci d'accordo. Nel gruppo della sinistra abbiamo le idee un po' più chiare, ma non tutta la sinistra comprende alcune cose. La prima: noi parliamo apertamente di genocidio e dobbiamo iniziare a dire anche ai nostri amici o compagni di sinistra che negare l'esistenza di un genocidio significa essere complici, alla pari delle destre che continuano a negare che la situazione sia di questo tipo. Mettiamoci d'accordo e non confondere antisemitismo e sionismo. C'è una confusione e un caos che fa parte anche di questa, manipolazione dei sistemi di informazione. Una cosa
è un governo criminale inseguito dalla Corte Penale Internazionale, una cosa sono gli israeliani, una cosa sono gli israeliani che protestano contro il governo Netanyahu. Cerchiamo di non fare di tutta l'erba un fascio, perché questa è una precondizione per creare anche delle basi di un ragionamento che guardi anche al dopo. Dobbiamo dare segnali concreti. Noi abbiamo proprio ieri deciso di dare 1 milione di euro delle restituzioni di noi parlamentari del Movimento 5 Stelle a Music for Peace, una grande organizzazione molto presente a Genova, e sotto questo aspetto abbiamo sostenuto sin dall'inizio l'organizzazione della flottiglia che sta partendo proprio in queste ore in direzione del mare di Gaza. Non è un mare israeliano, è un mare di Gaza, per dare un segnale. Tante imbarcazioni forse per la prima volta potranno dimostrare che quel monolite militare, quel sistema non è non scalfibile. Dobbiamo puntare sul ripristino della verità, e qui rispondo alla tua sollecitazione. Noi ci lamentiamo, o perlomeno si lamenta una certa cultura politica e informazione di destra, che non ci sono notizie da Gaza se non quelle che ci arrivano da Hamas, perché Hamas controlla tutto e quindi dobbiamo prendere per buoni i dati che ci arrivano da Hamas. Santo cielo, ma se ci fate entrare noi giornalisti lì a Gaza, li daremo noi giornalisti i dati reali. Se non ci consentite di entrare, perché Israele non consente l'ingresso dei giornalisti occidentali indipendenti, ma di che cosa vi lamentate? Prima questione. Seconda questione. Le personalità, le persone che sul campo lavorano per dare assistenza, che sono quindi componenti della Croce Rossa piuttosto di altre organizzazioni, come i giornalisti, hanno una pettorina che indica la loro posizione. Io ho organizzato 3 eventi nel Parlamento europeo, perché nel Parlamento europeo le lobby israeliane hanno impedito fino a pochi mesi fa di fare un solo dibattito su quello che accadeva a Gaza, e quindi per tenere alta l'attenzione alcuni parlamentari abbiamo creato delle iniziative autonome, e 3 di questi eventi erano proprio sul tema della informazione, disinformazione, manipolazione delle notizie che venivano proprio da Gaza. Ecco, ci hanno detto dei colleghi, purtroppo qualcuno di loro non c'è più, ci hanno detto che mettere a Gaza la scritta press non significa preservare la propria vita, significa diventare il bersaglio principale dei cecchini e di chi va a colpire le persone, tutti coloro che sono a portata di fucile, a portata di arma da fuoco. Dunque c'è una manovra precisa. Io sento parlare di manovre qui in Italia per islamizzare, tutte balle di una certa stampa, ma invece lì c'è una manovra precisa per non far arrivare altre informazioni che non siano quelle in qualche modo controllate dal governo israeliano. Cosa molto difficile, perché oggi abbiamo i droni che ci permettono di vedere le immagini di com'è ridotta Gaza, possono mandare 1 miliardo di influencer, nessuno le potrà cambiare e nessuno potrà dirci che le cose non stanno in un certo modo. E infine dobbiamo fare ancora più pressione politica. Io mi avvio a concludere, si è fatto tardi, non voglio tenervi ancora a lungo e annoiarvi, però dobbiamo fare pressione politica con convinzione e con la maggiore forza possibile, non solo su quello che accade a Gaza. Questa è ora di fare pressione politica contro tutte le vergogne, contro l'attacco ai poveri che c'è in Italia e in Europa, contro l'attacco ai migranti, contro le speculazioni edilizie. Abbiamo qui a Milano davanti agli occhi di tutti perché le case sono diventate così care per la povera gente e come certi fondi speculativi palazzinari fanno i milioni e i miliardi sulla pelle della povera gente. Dobbiamo difendere i senza casa, i fragili, i diritti, cittadini senza santi in paradiso ma che difendono la Costituzione, cioè tutti noi, perché siamo rimasti, come dire, quelli che sono nel bersaglio di un certo tipo di politiche di destra, da Trump a Orban, da Le Pen alla signora Meloni. Contro questo disegno noi sosteniamo ora e sempre Resistenza. Grazie Gaetano Pedulà anche per, come dire, la capacità di sintesi che
ci aiuta a andare veloci in questo dibattito. Da Anna Camposampiero adesso io, come dire, nei pochi minuti in cui abbiamo dialogato prima di questo appuntamento, ho capito che è una persona che ama vedere le cose dal vivo, di andare a conoscere proprio le cose insomma, che accadono. E volevo, come dire, raccontare questa cosa. Io ho avuto la possibilità nel marzo 2024 di partecipare alla carovana di deputati, giornalisti che sono arrivati al valico di Rafah, ed è stato davvero impressionante vedere con i miei occhi, quindi vedere dal vivo le file di camion ferme, bloccate, così come cariche di aiuti ovviamente umanitari che venivano tenute lì sotto il sole con questi camionisti che non sapevano cosa fare, che stavano lì, che si erano organizzati come una sorta di piccola città, una situazione senza senso, così come il magazzino delle cose che venivano rifiutate da Israele, che era veramente impressionante perché venivano rifiutate con delle scuse assurde, oggetti di vita quotidiana, i frigoriferi, i letti, piuttosto che le tende, non veniva fatta entrare nulla, e questo più di un anno fa. Oggi la situazione è molto peggio. Ecco, una riflessione che vorrei fare è questo: io, come dire, la fame come arma di guerra non mi sarei mai aspettato di vederla usata, se non nel Medioevo, quando si facevano gli assedi alle città, ma oggi è qualcosa che ci lascia veramente allibiti. Ecco, cosa si può fare è una domanda banale, ma insomma, da dove partiamo? Intanto grazie alle compagne e ai compagni di Padova. Farei un applauso a chi tiene in piedi queste feste, che oltre a essere uno spazio conviviale sono le occasioni per ragionare e discutere insieme. E poi farei un passo indietro, no? Vorrei dire a Khaled che ci sono già i campi da andare a visitare, perché c'è Shabra e Shatila, perché noi abbiamo questo grande problema, che è la memoria che si perde nei tempi, e sembra che tutto inizi da quando la manipolazione mediatica decide che le cose iniziano. E a partire dalla memoria vi invito a fare una riflessione anche sulle nostre responsabilità, su come negli ultimi 30 anni siamo riusciti a far alzare sempre di più l'asticella di quello che era accettabile e di quello che non lo era. L'Italia ha partecipato a tutte le guerre che ci sono state da dopo la caduta del muro di Berlino in poi, a tutte. I Balcani, l'Iraq, la Libia, la Siria, l'Afghanistan, in maniera più o meno legittimata, e sempre meno poi con la necessità di avere la benedizione delle Nazioni Unite o del Consiglio di Sicurezza. Questa cosa non ci ha portato più sicurezza, ovviamente, che è un altro termine che invece va molto di moda in questo periodo, no? Ci dobbiamo riarmare per essere più sicuri, non si capisce bene rispetto a quale nemico. E questa cosa ha fatto sì che anche quello che era il movimento pacifista più grande che c'era in Europa, che era quello italiano, si sia a poco perso via, diciamocelo, no? A un certo punto c'erano le bombe intelligenti, le guerre umanitarie, i bambini da andare a salvare, a meno che non siano palestinesi, questo no, le donne da andare a liberare, no? C'era ogni volta una costruzione che rendeva legittima l'uso della guerra in barba alla nostra Costituzione come metodo di sistemazione delle cose in funzione occidentale. Credo che la costruzione della guerra preventiva sia stato il capolavoro di questo ragionamento, no? Quanti di voi si ricordano le boccette di antrace poi mai trovate, le armi di distruzione di massa mai trovate, eccetera, eccetera. Però anche noi, mondo di sinistra, anche noi comuniste e comunisti, a un certo punto abbiamo smesso di fare quel tipo di lotta. E io negli anni quello che ho identificato è che noi siamo stati sconfitti, dobbiamo anche dircelo. No? Quando nel 2003 titolavano dicendo la terza potenza mondiale, il movimento pacifista, 110 milioni di persone in piazza lo stesso giorno, e non c'era Facebook, cioè organizzare quella roba lì era stata davvero una costruzione di relazioni e di reti mondiale, che è quello a cui dobbiamo guardare oggi, non solo all'Occidente ma anche al cosiddetto sud del mondo, se vogliamo davvero dare un'impostazione diversa del mondo in cui siamo oggi. Allora noi assistiamo ogni giorno al bollettino dei morti, no? Si diceva l'informazione, di solito in guerra la prima vittima
è la verità, poi ci sono le vittime. Noi invece assistiamo, questo vale anche per l'Ucraina, a questo meccanismo in cui sembra di sapere tutto di tutti, cioè tutte le mattine ti dicono quanti sono stati morti a Gaza in attesa della consegna o del tentativo di ritirare del cibo, quanti sono stati morti in Ucraina. Questa roba non è mai avvenuta nelle guerre. Mai, quindi anche su questo ci dovremmo interrogare, no? E sulla normalità con cui il bollettino viene riportato, così tu stai guidando, senti il giornale radio, oggi 19, oggi 24, e ti scivolano addosso, lo rendono normali. E io su questo vorrei parlare di casa nostra, no? Dell'ipocrisia del governo Meloni. Il governo Meloni che cosa fa? Tajani prende l'unico sopravvissuto di una famiglia di 9 bambini con la dottoressa pediatra, lo porta in Italia, lo porta a San Raffaele e santifica la propria azione. La Meloni rivendica che siamo il paese che ha salvato più bambini. Il governo Meloni è quello che continua a fare gli accordi commerciali, gli accordi militari, è quello che continua a dire che non è tempo di riconoscere lo Stato di Israele. Ora, mi si dirà, Palestina, scusate, lapsus freudiano, mi si dirà, a che serve riconoscere lo Stato di Palestina quando non c'è continuità più territoriale, quando la condizione è quella che è? Allora c'è una ragione, c'è una procedura che si chiama Uniting for Peace, che è una procedura che permette all'interno delle Nazioni Unite, poi ci torno sulle Nazioni Unite, di superare il veto. E quindi più paesi riconoscono lo Stato di Palestina e più si potrebbe chiedere di avere una forza di pace di interposizione delle Nazioni Unite che vada a Gaza e impedisca quello che sta accadendo. Questa è l'importanza del riconoscimento, oltre al valore simbolico ovviamente che ha, ma potrebbe anche avere una ricaduta concreta. E però non è ancora tempo, no? Questo è prematuro, questa è stata la risposta. E vado sulle Nazioni Unite perché oggi il presidente Trump, il re nudo, gli Stati Uniti hanno sempre fatto i padroni del mondo, diciamo, però nell'arco degli anni almeno avevano un po' di ritegno nel fare le cose in maniera non così conclamata, no? Ecco, la nuova era, la nuova presidenza Trump invece è quella dell'assoluta totale impunità, assoluta totale appunto imperatore del mondo. Trump ha negato i visti alla delegazione palestinese per la prossima Assemblea delle Nazioni Unite. Ora, e qua vado alla crisi che abbiamo noi delle istituzioni internazionali. Cioè, siete le Nazioni Unite? Fatelo da un'altra parte. Fatelo in Sudafrica, fatelo da un'altra parte, cioè non avete bisogno di farlo nel palazzo di vetro, se quello è il problema, visto che quel luogo è in territorio statunitense, e invece no. E invece non si riesce ad avere, e da qua noi abbiamo le azioni singole o delle donne in nero, o per esempio a Milano da metà giugno ogni giorno dalle 6:30 alle 7:30 ci sono singoli cittadine e cittadini che vanno in Piazza Duomo in silenzio con un cartello, erano 15 a metà giugno, sono più di un centinaio oggi, tutti i giorni, durante anche tutto agosto. Ma le azioni singole sì servono perché, come dire, l'opinione pubblica è quella che dovrebbe costruire, però non bastano. A noi serve anche, e qui Gaetano lo poneva, anche il tema di porci il tema del governo, porci il tema dell'andare nella stanza dei bottoni, perché noi oggi assistiamo al compimento di un capitalismo predatorio e di guerra che ha portato a casa quello che ha costruito negli anni. Le leggi elettorali maggioritarie sono quelle che impediscono una reale rappresentazione popolare, c'è una concentrazione del potere in poche mani, per cui l'opposizione può blaterare, può dire cose, ma non ha i numeri per fare le cose. Questo è uno dei problemi. Questa cosa è stata fatta a livello parlamentare, a livello comunale, la riduzione degli spazi democratici, cioè è un percorso che ci portiamo avanti da parecchio tempo, è un progetto delle destre reazionarie che oggi cominciano a raccogliere, cominciano a tirare le fila con, come dire, delle scelte che vengono condivise da Trump alla Meloni, alla FD in Germania, alla Le Pen, con caratteristiche diverse chiaramente per ogni paese, ma l'obiettivo è quello. Io vorrei toccare anche il tema delle sanzioni, perché il tema delle sanzioni è, anche qua, noi come Occidente
abbiamo questa capacità incredibile di applicare i doppi standard. Oggi Tajani chiedeva con forza nuove sanzioni alla Russia, al di là del fatto che le ultime sanzioni hanno penalizzato più noi che la Russia in realtà, no? Perché alla fine è più il mercato, cioè sono i nostri esportatori che hanno avuto più problemi della Russia. Ma io vi inviterei a fare questo ragionamento. Lo dico perché ho la compagna qui davanti e per un particolare affetto. Cuba è sotto sanzioni, è sotto blocco da più di 60 anni perché non piace agli Stati Uniti. Non si fa nessuna sanzione a Israele. L'Iraq è stato massacrato per 11 anni dopo essere stato distrutto dalla guerra del Golfo. 11 anni di sanzione, 500.000 di morti che per la Margaret Albright erano un prezzo necessario. Allora, o le sanzioni si fanno a tutti, oppure non sono lo strumento che funziona. Lo dico anche per Israele, non lo sono. Se non c'è una volontà politica, se non c'è un'azione politica dei governi, le sanzioni economiche non funzionano, perché le pagano i popoli e i governi che hanno la capacità di reggere, o perché hanno amici o perché resistono, non funzionano. Questa è una cosa su cui ci si deve interrogare. E in più, oltre a non funzionare, noi le facciamo col doppio standard. Cioè le applichiamo a quelli che non ci sono particolarmente simpatici o che qualcun altro non ritiene simpatici e non le applichiamo invece a chi si dovrebbe. E qui c'è un grande problema, perché la campagna BDS è una campagna che ha il suo senso soprattutto perché coinvolge la cittadinanza. Non tanto per l'impatto reale che ha, perché purtroppo l'Italia non è mai stato un paese in cui il boicottaggio ha funzionato di più in altri territori. In Inghilterra ha funzionato con i fondi pensioni, cioè noi siamo un po' meno impegnati nel portare avanti le cose, no? Però ha invece questa capacità di riuscire a spiegare quello che sta accadendo. La COP 3.0 in Toscana ha tolto i prodotti israeliani, solo in Toscana è solo la COP 3.0. La COP Lombardia, quando noi abbiamo provato a scrivere dicendo scusate l'hanno fatto in Toscana, perché no. Noi non crediamo che sia il metodo, no, giusto per... Quindi le contraddizioni però ci aiutano a affrontare e a parlare e a far ragionare, perché è vero, noi siamo passati in 2 anni da pochi, irriducibili e soliti, tra cui io sono fieramente orgogliosa che il mio partito sia tra quelli, a molte più persone, a molte più presa di coscienza. Però questa cosa è costata la vita di non poche persone e non è accettabile. E quindi si diceva che cosa fare. Allora io credo che oltre a continuare quelle che sono le azioni individuali, porci il problema del fatto che non sono sufficienti le azioni individuali, porci il problema che la politica oggi è insufficiente, abbiamo bisogno invece di ricostruire un legame di fiducia tra politica, movimenti e politica e cittadinanza. E in qualche modo io credo che quella frattura che si è creata, soprattutto dopo Genova, si sta cercando di ricostruire. Lo vedo con le relazioni che come Rifondazione Comunista abbiamo messo in piedi per la campagna Stop Rearm Europe, spostando dal tema del riarmo in Europa al tema di Gaza. La manifestazione che è stata fatta il 21 di giugno aveva anche il tema di Gaza. Riuscire a rimettere insieme che se non costruiamo un fronte il più largo possibile non riusciremo non solo a fermare il genocidio e a impedire che Gaza sia rasa al suolo. E qua una cosa, noi parliamo tutti spesso di Gaza, non parliamo della Cisgiordania. Non si può non parlare della fine dell'occupazione, non si può non raccontare quello che accade in Cisgiordania quotidianamente, che è fuori dai radar purtroppo mainstream, ma che è un altro stillicidio continuo e costante, di valichi, di donne che scelgono di partorire con il cesareo perché non arriveranno mai in un ospedale a fare un parto naturale, con 8, 9, 10 checkpoint che devono attraversare. Lo dico perché è un'ulteriore violenza, la compagna delle donne in nero ci raccontava, il corpo delle donne è sempre stato bottino di guerra in un modo o nell'altro. Allora è importante che anche noi impariamo a chiedere la fine del genocidio e la fine dell'occupazione, perché le due cose non possono andare distinte. E davvero concludo, come dicevo, porci il tema, e su questo sono d'accordo con Gaetano,
di come tenere insieme tutto, perché la guerra e il riarmo e le armi che noi mandiamo regolarmente, noi abbiamo un territorio super militarizzato, abbiamo avuto a luglio il blocco delle ferrovie da Roma verso la Toscana perché bisognava sistemare il tragitto ferroviario di Tombolo perché le armi della base di Camp Derby potessero essere trasportate con più facilità, quindi è stato bloccato un sistema pubblico, un servizio pubblico nostro pagato dagli Stati Uniti ma per poter rendere più agevole il trasporto delle armi. Nel sud Italia, dal sud Italia partono le armi che vanno a contribuire, poi noi mandiamo gli aerei con i carichi che cadono dal cielo e ammazzano pure i bambini, perché c'è anche quello. Allora abbiamo la necessità e l'urgenza, davvero concludo, di costruire un fronte che abbia delle priorità e degli obiettivi che tengono insieme la guerra, il riarmo, il genocidio, la sanità, il nostro paese, una prospettiva, cioè noi dobbiamo ricostruire un Sol dell'Avvenir che non riusciamo più a raccontare, a dire neanche alle giovani generazioni, che invece sulla causa palestinese per esempio sono quelle più toccate, più colpite, perché non si può assistere a quello che accade senza poter reagire. E chiudo con una citazione al contrario che faccio spesso: la storia non ci assolverà. Grazie. Grazie. Io non so adesso se ci sono interventi, domande, questioni. Tenete conto che abbiamo occupato in realtà già abbastanza del tempo che ci era dato, quindi insomma possiamo anche ringraziare i nostri ospiti, ringraziare tutti coloro che sono intervenuti questa sera e dare appuntamento ai prossimi appuntamenti appunto della festa di Rifondazione Comunista. Grazie, buona serata.